Sono 4 i corpi di migranti, tra cui quello di una bambina, che sono stati trasferiti ieri da Lampedusa a Porto Empedocle. A coordinare le operazioni è stata la prefettura di Agrigento, la bambina è stata seppellita nel Camposanto di Favara. Anche il sindaco Antonio Palumbo di Favara, rispondendo alla richiesta della prefettura di Agrigento, ha dato la sua disponibilità alla sepoltura. Lo stesso ha fatto il primo cittadino di Palma di Montechiaro, dove sono state tumulate 2 salme, quella di una giovane donna e di un corpo non identificato. La quarta bara verrà invece trasferita fino a Messina su richiesta dei familiari, che è stata un'ennesima vittima delle trasversate della Speranza e verrà seppellita in un cimitero musulmano. Presenti alla cerimonia di arrivo delle salme nel porto empedoclino il prefetto romano, il vice sindaco di Palma Lovasco, il sindaco di Porto Empedocle e Don Luca Camilleri. Siamo esseri umani, quindi purtroppo invece il rischio dell'abitudine è dietro l'angolo, dobbiamo essere sinceri con noi stessi. Il rischio di non considerare la tragicità di questi eventi fa parte della vita che va avanti e invece forse è il caso, almeno qualche minuto, quando arrivano da Lampedusa, di soffermarsi a pensare al fatto che se l'immigrazione irregolare verrà sconfitta e quella regolare invece prenderà piede al suo posto, queste tragedie non succederanno più. Purtroppo questa ormai è una storia che si ripete quasi quotidianamente. C'eravamo quasi, come dire, abituati da qualche mese a questa parte di non avere purtroppo questo momento di grande destrezza in questa città, ma purtroppo oggi riceviamo 4 salme, tra cui una bambina, che andranno a Favara, a Palma di Montechiaro. È chiaro che questa è una vicenda che si ripete e si ripeterà nel tempo finché non si troverà una soluzione per fermare questo stillicidio alla fonte e quindi nei paesi di provenienza. Il Mediterraneo ormai è diventato da tempo un cimitero dove purtroppo i nostri grandi fratelli, tanti grandi fratelli e tanti bambini muoiono per trovare finalmente un po' di pace e di tranquillità. Sì, questa immane tragedia che non vuole finire, ma Palma è sempre pronta ad accogliere, anche per dare una degna sepoltura a questi migranti. Qualsiasi tipo di discorso oggi sarebbe anacronistico, quindi condividiamo il dolore e con le altre amministrazioni presenti, anche con il prefetto romano, e siamo pronti ad accogliere queste salme per dare proprio una degna sepoltura a Palma di Montechiaro anche. Purtroppo sì, sta diventando oramai qualcosa che veramente colpisce. Mi ritrovo per la 6ª, 7ª volta da quando sono sindaco ad accogliere bambini e questa è la tragedia più grossa. Non riusciamo a tamponare questa crisi umanitaria, non riusciamo ad agire da paese democratico, non riusciamo a dare delle risposte concrete. Ogni volta ci indigniamo, ogni volta ci lamentiamo, il cuore si spezza. 2 o 3 giorni ne parliamo con gli articoli, con le varie iniziative e poi purtroppo dimentichiamo tutto fino all'ennesima tragedia. Vi garantisco che non è più sopportabile il dolore che si prova ogni volta a cogliere queste piccole bare, ma come grandi, attenzione, sono sempre delle tragedie umane e come comunità veramente iniziamo ad essere stanchi nel senso negativo della cosa, stanchi per non